Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati. Vi presento subito i nostri ospiti di quest'oggi. Ben arrivata a Donata Cenedese, presidente neoeletta nel confronto del presidente di Turismo Verde Veneto. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ben arrivato anche Mario Quaresimin, coordinatore Turismo Verde Veneto. Grazie anche a lei. E buongiorno, parliamo grazie. Proprio, vista la stagione, ci siamo in pieno, anche se per quel che riguarda il settore agrituristico è già incominciata con la primavera, quindi con temperature più decenti. Adesso poi si è proprio l'estate e il periodo di vacanza, anzi siamo già nel pieno di periodo di vacanza per molte persone. Fare una scelta diversa che regali anche delle emozioni, delle esperienze, un qualcosa che esula dal quotidiano. Sono delle scelte che si stanno sempre più affermando trasversalmente per un certo tipo di turismo. Gli agriturismi sembrano dare un'ottima risposta al riguardo, soddisfano pienamente queste nuove aspettative. Come, in che termini, cosa? C'è una nuova normativa che deve uscire? Insomma, vediamo di analizzare questi aspetti insieme con i nostri ospiti, di capire cosa il cliente chiede, ha chiesto, cosa ha portato il periodo di chiusura di lockdown e cosa è l'offerta attuale. Allora, Presidente, intanto, un mandato che è appena cominciato. Sì, diciamo che siamo pronti per rifare i secondi 4 anni, quelli appena passati. Con nuova energia, perché quelli precedenti sono stati un po' turbolenti. Abbiamo potuto mettere a pieno il nostro lavoro, però la voglia di essere presenti nel territorio, di tenere sempre vivace lo spirito dell'agriturismo, questo c'è. Quindi... Lei è tra l'altro titolare di un agriturismo. Sì, io ho un piccolo agriturismo che si occupa sulle colline del Prosecco, che si occupa sia di ristorazione che di ospitalità. Quindi ci lavora dentro tranquillamente, quindi sa bene di cosa stiamo parlando. Sì, sì, sono impegnata in prima linea già da 16 anni, quindi avere un'idea del nostro lavoro e del nostro impegno, di tutte le normative che facciamo fronte, veramente sì, poi essere sempre presenti e sempre attenti, questo è un lavoro che impegna molto, sia come presidente regionale per quanto riguarda Turismo Verde, ma ho la fortuna di avere anche dei validi collaboratori. Sì. Che ci sostengono in tutte le nostre sedi, quindi sono fortunata, ecco, da questo punto di vista. Ecco, voi rappresentate come Turismo Verde niente po' di meno che 1500 aziende in attività, questo è il dato del 2019, magari adesso sono anche di più. Distribuite tra Verona 418, Treviso 311, Vicenza 231, Padova 179, Venezia e Belluno 132 e Rovigo 53, con 1 milione di presenze, un aumento del 5,8% del 2021 rispetto al 2020, presenze turistiche che hanno adesso degli andamenti ancora superiori, quindi un trend molto interessante con una realtà veramente importante di presenza. Mi piacerebbe spiegare ai nostri telespettatori, magari che non si occupano di questo, magari ci possono essere anche dei vostri colleghi collegati, dopo do la parola anche a Quaresimin. Come inizia un'esperienza di questo genere? Lei ha detto un po' di anni che la sta facendo. Per fare questa esperienza, almeno dal mio punto di vista, deve avere un sogno, un'idea, una passione, e poi vedere in che modo poterla sviluppare. Il territorio, la natura, gli animali, ovviamente ci deve essere questo interesse, sicuramente. Quando ho cominciato io ero molto piccola, cioè piccola, non piccola di età, però insomma quello che ha trovato adesso la realtà dell'agriturismo veramente è una realtà forte, ma forte per quello che può offrire. Perché non c'è famiglia, non c'è persona che non abbia visitato un agriturismo, e trovare dei prodotti del territorio, trovare delle vecchie ricette, trovare un ambiente sano e genuino è veramente un valore aggiunto per la nostra terra. Io mi focalizzo abbastanza nel Veneto perché noi abbiamo la fortuna di avere 3 realtà, e lo dico sempre, che partono una realtà dalla montagna, quindi con delle malghe nelle colline, per arrivare ai laghi ma anche al mare. Quindi abbiamo un'offerta veramente ampia. Perché l'ITI-turismo fa parte sempre di questa forma di agriturismo? L'ITI-turismo, certo. Sì.
Ma nell'agriturismo poi ci sono anche abbiamo gli agrinidi, abbiamo le fattorie didattiche, quindi abbiamo dei prodotti che veramente si appoggiano alle realtà dell'agriturismo. Un agriturismo che è nato, dico sempre, dalle donne, perché è un completamento anche a livello economico che dava sostegno appunto all'agricoltura. Infatti, invece Mario Quaresimi, lei è coordinatore del Turismo Veneto. C'è stata una normativa, c'è stato un cambio, ci sono delle proposte dal punto di vista, appunto, come accennava la Presidente, tanta burocrazia ma anche tante normative in corso. Com'è cambiata la situazione nel tempo? Allora, i dati che lei ha dato prima sono i dati ovviamente complessivi degli agriturismi presenti in Veneto e noi abbiamo cercato di lavorare e di elaborare delle proposte con un confronto aperto tra le altre associazioni di categoria del settore e soprattutto con gli uffici tecnici e con l'assessore Caner, che è assessore al turismo e quindi anche all'agriturismo. Ecco, abbiamo cercato di costruire una proposta di legge che possa in qualche modo rappresentare anche un'evoluzione di questo settore, perché era già regolamentato. Che era già regolamentato, ma erano necessari alcuni aggiustamenti che permettessero alle aziende di lavorare in maniera un po' più semplice, più semplificata dal punto di vista soprattutto burocratico e che interpretasse le nuove esigenze dei turisti, perché è stato già sottolineato: chi sceglie di andare in agriturismo lo fa con cognizione di causa, è una scelta, e quindi cercare di dare delle risposte tenendo conto anche della competitività delle regioni che ci stanno a fianco, che hanno normative ben più vantaggiose di quella del Veneto, diciamo, abbiamo cercato di non perdere dei flussi turistici, perché a questa domanda noi dobbiamo dare una risposta organizzata. Ecco, perché si tratta di normative di caratura regionale, quindi non è quello che troviamo in Toscana, la stessa cosa in Sicilia, quello che possiamo trovare in Veneto. Questa è una cosa importante che magari non tutti hanno ben presente, no? Sì, c'è una legge quadro nazionale del 2006 e poi la capacità, diciamo, di legiferare è data come competenza alle regioni, e la legge quadro fa un po' come dire, da filo conduttore, no? Però ogni regione poi ha la possibilità di fare delle normative adeguate al proprio territorio, alla propria situazione turistica, ricettiva e a tutta una serie di altri elementi che ovviamente spettano di competenza appunto alle regioni. Nel Veneto, diciamo, da circa 3 anni abbiamo iniziato questo percorso di riforma della normativa vigente che è del 2012, e abbiamo cercato di inserire alcuni elementi di innovazione, tra cui le attività enoturistica, l'attività di turismo rurale, e soprattutto cercare appunto di dare una risposta organica ai tanti turisti che fanno riferimento a questa realtà. Tengo a precisare che questa domanda è una domanda specifica, è una domanda dove chi sceglie di andare in agriturismo sceglie perché va alla ricerca di una cultura enogastronomica territoriale legata ai territori, ai prodotti di qualità, perché ama andare in un ambiente vicino al bosco piuttosto che all'area, diciamo, verde attrezzata, alla possibilità di fare camminate, alla possibilità di girare con le biciclette, insomma i cavalli, cioè chi più ne ha più ne metta. Ecco, in questa scelta quindi non andiamo a sovrapporci all'offerta di altre realtà, perché è una specificità molto alta e molto qualificata quella degli agriturismi, che punta a questa domanda. Se noi non riusciamo a dare una risposta, come dicevo prima, in tempi abbastanza rapidi, rischiamo di essere messi un po' in difficoltà rispetto a quello che succede nelle altre regioni limitrofe, se non addirittura anche ad altri paesi della stessa nostra Unione Europea, insomma. E parlo dei nuovi: Croazia, Slovenia, Francia, soprattutto, dove c'è una grande storia di turismo rurale. Ecco, quindi dobbiamo essere pronti e ricettivi a raccogliere questi nuovi input e suggerimenti che ci vengono proprio da chi pratica l'agriturismo. Assolutamente. Presidente, le chiedo questo, appunto nelle differenze regionali c'è anche la percentuale che rileva del prodotto proprio, prodotto dal proprio agriturismo, perché poi l'agriturismo non è una struttura che si chiama agriturismo, è perché c'è un'attigua attività agricola, ci sono delle strutture che non devono essere costruite ex novo ma casomai ripristinate, c'è un certo numero di ospiti che possono essere accolti, però varia in Veneto.
Veneto è un numero, in Lombardia è un altro. Quali sono le differenze più eclatanti che devono essere ben comprese nella scelta? Anzi, chiedo a Mario Colesimini questa cosa dei numeri, delle differenze. Cioè 100 ospiti sono in Lombardia, per esempio, molto meno in Veneto. Percentuale di prodotto proprio, certo. Percentuale più alta in Veneto. Noi avevamo chiesto comunque un'attenzione rispetto a queste percentuali, e in discussione c'è anche una trattativa avviata, diciamo, con le commissioni competenti nella Regione Veneto, e la proposta era comunque di non superare i 60 posti per gli ospiti, che oggi sono già, anche con la vecchia normativa sono già 60, perché potrebbero essere accolti 30 in agricampeggio, 30 in stanze o mini locali. Quindi stiamo parlando proprio di ospitalità. Di ospitalità, no? In questo caso parliamo di pernottamento, parliamo di pernottamenti. Sul pranzo poi c'è un altro riferimento. Ecco, quindi chi è ospite negli agriturismi oggi può arrivare comunque alle 60 unità, perché 30 possono essere ospitate attraverso dei piccoli agricampeggi, adeguando delle aree, delle piazzole di sosta, e 30 eventualmente in aggiunta anche in locali, stanze esistenti da recuperare, perché parliamo sempre di fabbricati esistenti in questo caso. Quindi classica riadattamento di una parte delle stalle. È un recupero, ed è un recupero anche importante dal punto di vista del patrimonio edilizio rurale, no? Perché altrimenti abbiamo visto, e lo vediamo tutti i giorni, l'abbandono che c'è in alcune strutture, che fa veramente male vedere questi tetti che crollano, implodono su se stessi, insomma, e case che hanno anche una datazione storica rilevante. Parliamo dei primi del Novecento, a fine dell'Ottocento, anche alcune strutture, se non più vecchie, ma quelle fortunatamente sono state le prime a essere recuperate in termini di ville venete. Ecco, quindi l'agriturismo ha questa potenzialità, e su questo ovviamente noi ci siamo fermati a fare una proposta di dire: bene, se oggi 60 possono essere ospitati, lasciamo all'imprenditore di scegliere se vuole ospitarli in agricampeggio o se vuole ospitarli in stanze. Quindi è solo una scelta di come distribuire questa presenza di 60 unità che erano già ricomprese nella legge del 2012, la 28. Un messaggio che è arrivato: ho sempre trovato agriturismi di buon livello in Veneto che rispettano i requisiti di legge. Non vi dico cosa ho trovato in altre regioni, prodotti alimentari acquistati e cucina scadente. L'agriturismo per me è una fede. Qui bisogna spiegare, per quello ho fatto la domanda, cadiamo sul pasto, sulla cosa, esatto. Perché magari uno vede pasta, per esempio, pasta di una nota marca, ma da supermercato, se la trova a tavola, marmellata confezionata, in una regione sì, in un'altra, in Veneto magari non lo so, chiedo a lei, perché c'è una percentuale che può essere acquistata. Sì, allora, e varia, questa è la variabile, questa è la cosa di cui, se non si ha conoscenza e contezza, come si diceva prima fuori onda, si va a criticare perché non si sa. Esatto. Allora, su questo voglio essere molto, molto chiaro. Allora, la proposta di questa legge è di mantenere il 50% del prodotto dall'azienda agricola che sta dietro all'agriturismo. È la proposta. Fino ad oggi, con la legge attuale, è il 65%, però si poteva portare questa percentuale al 50% dimostrando che il 15% si andava ad acquistare prodotti agricoli a denominazione, quindi DOC, DOP, IGP. Cioè io vado ad acquistare, e quindi comunque era già di fatto al 50%, perché molti agriturismi andavano ad acquistare il vino DOC piuttosto che il radicchio IGP, senza fare i nomi, ce ne sono tantissimi nel nostro Veneto, per non fare un torto a nessuno di questi, oppure addirittura a animali che sono classificati come prodotti tradizionali, quindi la gallina di Polverara, cioè tutti questi prodotti potevano abbassare questo 65% al 50%, e gli agriturismi lo facevano tutti. Siccome questo però dal punto di vista della contabilità, poi di dimostrare, perché su questo poi vanno a vedere i controllori, no? Se noi abbiamo acquistato come azienda agrituristica questa percentuale di prodotti nell'arco dell'anno, allora per semplificare la vita agli agrituristi, che si devono mettere lì a scrivere già a sufficienza per rispettare tutte le normative, abbiamo detto: portiamo al 50% di fatto questa quota così com'è attualmente, e portiamo al 35% la quota di acquisto da altre aziende agricole del territorio.
Quindi Certo. di fatto la proposta contiene queste due grandi aree. Un 50% è il prodotto dell'azienda agricola che va tracciato con le fatture, perché alla fine chi viene a fare i controlli vuol vedere che l'azienda agricola ha venduto all'agriturismo il 50% in valore dei prodotti nell'arco dell'anno. Quindi è sullo stesso territorio. Insomma, Stesso territorio, perché è la stessa azienda, cioè certo, l'azienda agricola che genera l'agriturismo deve fornire il 50% in termini di risorse del prodotto all'agriturismo, che è la stessa famiglia, no? Però alla fine questo viene tracciato attraverso fatture elettroniche. L'altro elemento che dobbiamo raccogliere è il 35% di prodotti da altre aziende agricole. Cosa significa? Significa che noi mettiamo a disposizione degli ospiti un'altra percentuale importante di prodotto acquistato e tracciato in quel territorio. Cioè io vado ad acquistare il radicchio IGP perché non lo produco, perché magari faccio vino e carne, vado ad acquistarmi il vino DOC dall'azienda vicina e con questo meccanismo arrivo all'85% del prodotto che viene dall'agricoltura veneta, cioè quindi da aziende agricole del Veneto. Questa è la sfida che noi abbiamo colto e su cui abbiamo discusso fino ad oggi, no? Vuol dire che ogni persona che viene nei nostri agriturismi sa che mangia per l'85% della composizione di quel pasto e prodotti dell'azienda, 50% e 35% del prodotto acquistato da altre aziende locali. Cosa significa questo? È importante perché se io nel mio menù indico che ho acquistato da Donata il Prosecco DOC o di OCG, questo lo metto in chiaro e le aziende, i clienti che passano, gli ospiti anzi meglio, perché negli agriturismi si chiamano ospiti che passano, possono andare a acquistare i prodotti che degustano. Certo, oltre a quelli che produce l'azienda agricola dove sono, no? Portarsi a casa una bella esperienza di ricordo. Esatto, una bella esperienza, perché nel menù noi indichiamo anche le aziende da cui abbiamo acquistato i prodotti, quindi c'è un mutuo soccorso, un aiuto che viene dato al territorio rurale, mettendo anche in chiaro presso quali aziende ha acquistato il prodotto. Rimane solo un attimo, voglio l'altra percentuale, mi dica. Il 15%, esatto, velocemente, è quello che si acquista nel libero mercato, il sale. Cioè non è una produzione agricola, cioè i condimenti, che non è l'olio perché l'olio viene acquistato da aziende agricole, ma diciamo prodotti che non sono di produzione agricola, il caffè per esempio che si dà alla fine, no, del pasto, questi sono prodotti che rientrano nella percentuale del 15% che non è di produzione agricola territoriale. Certo, assolutamente. Poi sta la scelta anche dell'agriturismo, magari dire prendo l'aceto, comunque che sia un aceto buono o anziché... ma quello rientra sempre, allora c'è una rete di aziende agricole venete da cui possiamo andare ad acquistare questi prodotti, no? Quindi rientrano nel famoso 35%, cioè l'aceto, l'olio. È bello anche saper leggere, no? Dietro le cose, capire. La cosa importante che noi diciamo anche sempre ai nostri agriturismi è quello di indicare, no, nel menù la derivazione dei prodotti, così, ripeto, facciamo un favore alle altre aziende del territorio, perché qualche turista, magari soprattutto quelli che vengono per pernottare, che si fermano qualche giorno e mangiano e conoscono il sapore, il gusto dei prodotti, del vino, eccetera, poi vanno magari, prima di tornare a casa, si vanno ad acquistare il vino che hanno bevuto, no, nell'agriturismo che non fa vino di produzione, ma vanno a acquistare nell'azienda che l'ha fornito, piuttosto che le verdure o altre cose, insomma ci sono esempi. Un attimo, perché abbiamo la pubblicità che incombe, quindi dopo torneremo a parlare anche di questo, diamo la parola anche alla Presidente e poi noi rispondiamo anche ai vostri messaggi. Pubblicità.